politica perché la linea solo come qua 80 all'ora è un treno così che va a 200 all'ora, 80 all'ora, non so che politica di ferrovia, ecco. No, politica. Sì, a me non mi interessa politica, solo ho visto tutta la gente, eravamo in stazione a Capodistria con un mio amico quest'estate, tutti dei turisti sono trovati, tedeschi, austriaci che guardano, tutti aspettavano che arriva questo treno, 30, 40, 50 all'ora, pensavano che arrivi come i treni che hanno in Germania, quelli veloci, questo con la 664. Questo tipo Bochinska Proga fatta, quella che hanno bella linea, bravo, una tavola, come quando arriviamo a Pola ti do indirizzo così, senza problemi, quando se qualche volta io abito vicino, sai, non vicino al confine con Slovenia. Quando vieni senza problemi perché questo. No, ma questo non è in casa, è sotto casa, come dire, come dove c'è garage, così non c'è problema. Sì, Mercedes. Questo che non fanno più camminare, questo qua è criminale, che fanno diretto Zeleni là come andava Slovenia, questo è criminale, non fanno più. Questo l'ha fatto anche lui, mio amico. Questa versione Olsen Trinaes che Slovenia hanno fatto nuovi. Adesso dicono che sono stati anche qua. Sì, questi dicono che adesso cambiano le porte, mettono come adesivo Siemens per invalidi, come dire. Così ho detto mio amico che dice questo, ecco, questo qua è tipo vecchio. Ecco. Solo questi qua sono rimasti pochi, solo Maribor ho visto ancora pochi. Questo invece come si vede è fatta da gomurka, con la persona dentro anche seduta. Questo ha fatto mio amico invece che abita a Krain. Solo che adesso in Slovenia rimangono solo Triden tutte via. Hanno detto che teneranno 4-5 per la linea Jesenice-Ljubljana, 4 guarniture, come avete voi a Fiume uguale. Ecco, questa è nuova, quando titolata Aria Combi. Questa è precisa, vecchia pittura, metro per secolo. Questo è Sloveni che hanno 342. Sono alcune vie. Ma tipo come qua di noi, grasso, casa. Proprio macchina di polizia croata. Anche auto.
po' anche sì, come piattaforma girevole, come si usava per farne, sì, una volta. Questo invece è portato mio amico, è originale modello di Jugoslavia. Questa è cecoslovacca. Questo è marrone di Musesco, esatto, e questo ha fatto un bambino di 11 anni. 11 anni ha fatto. Questo sono venuti per mettere su una rivista, su un giornale, Moj Hobby si chiama in Slovenia, che non ho messo sopra. Così quando vuoi ti darò dopo telefono tutto, mi chiami, se no io ti dico cosa faccio io di lavoro. Noi abbiamo firma, infatti lavoravamo con Uri Spasin, tanto tempo prima che Jugoslavia, fabbrica di commercio carne all'ingrosso. San Pietro in Sella. Prego? Se ti mettono su, San Pietro in Sella. Polizia in San Pietro. Sì, ecco là. C'era il direttore, quella volta si chiamava Bravar, si chiamava, di nome, avevo fasi. Invece questo è il nostro hobby, diciamo. Moglie non è molto contenta, ma dopo tu conosci come sono mia moglie e Gorenka, sai che le Gorenke dicono in Slovenia sono molto dure. Vedi, come donne, no? Hai voluto tu? Io ascolto tutto nel film sopra, quando vado alla videocassetta dopo ascoltami. Prego a segnare. Tu dove qua o di Pole? Io sono di San Pietro in Sella. Ah, aspetta, vedi? Ma dove c'è Polizia? Quanto sei? Però lui. Cosa? Però lui no. È sempre questa linea poi. Sì. Attento. Via, sì. È sempre questa linea. Sì. Pola, Giuseppe. Rascia. A Rascia è possibile andare così o difficile? Ma dovrete vedere quando va, dopo va, quando va a treno per Ma va per Rascia? sì. Di Fiat, cosa va? No, A diesel? diesel, solo i Merci. Bella linea, eh? Vedi che ti... Sì. Vedi che Gorizia ti sembra Trasalpina, quante linee belle così. Io sapevo sempre, mi dicevano gli amici che questa qua è una linea molto bella. Anche il tratto, prima, adesso vabbè in Slovenia, Croazia, ma era tutto uno che vai sopra verso Buzet, che è tutto alto, si fa. E che parlano tutti che vengano, dicono che è una bella vita. Sì, ma anche i turisti, e che sempre dicono le vostre ferrovie che vogliono chiuderla, no? Non c'è mio amico, con questo mio amico a Fiume, e lui mi fa vedere quelle riviste, come si chiama, Železnica, mi dice che non c'è profitto, come dire. Ma adesso non c'è nessun treno intercity, niente. In inverno niente, solo d'estate. 6 mesi. Giugno. A ti isto ložiš ti. Tu dizem ti. Tu je kjera mašine, imate? 2062.
dietro avevamo due. Adesso vedi, ja sam še vozio, u Hrvaška še vozio, 261. Ja. Sam vidio da su pofarbali na plavo. Kako gre Fiat dobro? Paleta je dobro. Da, svi su rekli da bodo te kupili, Ređo Sfingeru. A ne bodo kupili. Da vim, moj prijatelj u Rijeci je rekao da su 3 garniture kupili. Tu ne pride, sigurno. Ne, za Split to je. Sono state vicine, piccole. Dai. Da vedi qua con la macchina proprio di gettare in mezzo. Non vai. A tu je dosta jedna mašina u vizu. Za cilja puno. Dosta će se u redu. A ja? Če gre kaj narobe, se pokvarja, kaj... I kam pilek na servis, čez Slovenijo. Rijeka, čez Slovenijo. Ja sam vidio enkrat ja odigračo, a morate še pilot plaćati. Ja sam vidio da je čakao kolega. Pilota. A tu cijele mašine bodo kupili nove. Io, nuove, con 20 pezzi per tirano. Ho letto su Železnica, scriveva che volevano cambiare quei Sinobus. Sono vecchi, la Metlino. Parlano troppo e niente. Sì, capito, come in Italia, guarda. Petrolino, Regal, Springer. Sì, va bene. Tutte le ferrovie uguali. Noi Invece di comprare 20, questi vecchi di 20 anni, 5, 9, come con Mulca, mio amico ha detto... Kako bih rekao, samo da su siguran u njih da vozi, ne da se kvari. A ne, ma kak Imamo petek, imamo to. Dva se pokvari i nemaš čepeljak. Kazi imaš vlak. A moj prijatelj rekao da to je isto za Gomulka. Gomulka so dali da Poljska, stara mašina 30 litr remontirati, ne pa mašina 3-krat vozi, 3-krat ne vozi, ker ima bandaže slabe, da se reče ima... Slovenci pa isto so kupili Siemens, namesto da bi kupili tukaj dobre mašine, francoske ali italijanske ali kamorkoli, da so kupili Siemens, tu se eksperiment delali. Tu je bil 25-50 kV za Nemčija, rečemo, gasane, elektrikane, Slovenije imajo 3000 kV. Tu je bil prvi vlak za 3000, a zdaj ne vozijo vse ti samo, vidiš da tu slabo gre Siemens. Ima Slovenija problemi, ima 30 komada, vozi stalno samo 15. Ima samo problemi. Zdaj je bila zima, so bile vsi kaput. A problemi z elektronika, imajo kompjuter in imajo... Moj prijatelj dela, je inženir v Mostah, tam je delavnica za Mondano. On je imel prej Gomulke čez, zdaj ima Siemens pa Gomulke, ostale. In rekel, da samo na kompjuter so 25 napak. Samo kompjuterno za pripravljati. Samo zdaj imajo problemi, ker Siemens hočejo garancija da platiti, Siemens hoče platiti sam novi motorje. Samo Slovenija hoče da cel remont delajo, ker tu pride tudi velik denarja remont za delavce, mehanici pa vse. Avstrijci nočejo, nočejo platiti. Tu če kaj ne dela, opneš, deleje, odložiš, gremo. Andiamo avanti. Fino a pola arriverai. Poi si arriva, poi vediamo. A pola je še garažo za remont, a ne? No, Zakaj pa ne delajo za te mašine, grejo morajo... Delajo samo manjša popravila.
Zagreb, Bjelovar. A, tako. A plava mašina take nimate? Kako? Da su Znači, plave, Fiat. ja, Fiat. Bio je jedan. Sam išao na reviziju u Bjelovar. Vjerojatno ga bude prihvatiti. Questa costa. Samo potpišem? Napiši broj, vidite tamo gdje piše broj računa i tamo napiši broj. Dobro. A moraš i moj, ja nisam problem. More. A ne biš se pomoga. A, Ne biš se pomoga. to bolje isto nego ništa. Un minuto. Un minuto? Cosa? Più di 20. Ah no, scherzo. Scusa, scusa, ho visto. Ma se dobio un'aria, Ma samo za životno osiguranje. Pa sam ga otkazao. Ne se zajebao. Jaz kadaj dobim pošta samo za platiti je. A zdaj je euro enkrat več više platiti. Euro to je sam slabo. Da, dobro. A kafanari imajo šejke, fane lokomotiva nimajo više. Kaj čas so imeli, ne? Moj prijatelj je rekel, da je sliko. Ne vem. Jaz se spomnim samo Pula. Pula še ima. Ima? Ja sam je Slaba. da je ruska nacija. Italijanski je. Ti da bo italijanski. Se mi zdi da je 25. Ova je direkt. Altro, amante dei treni. Amanti dei treni. Meglio dei treni che delle donne, no? Ah, no, San. Meglio le donne. La mia moglie è meglio i treni, no? Takve mašine. Pa zdaj ne vem, koliko jih je točno, A sam, ker vedno je nekaj na remontu, nekaj je v kvaru tamo. pa ti se v lupu gledal, stojijo tam. Tisti čekajo v ponedeljek, Ja. ker najprej čez vikend je manjša problema. Samo je boljše kak prej en vagon, pa dva vagoni, pa dizel velika. Boljši je, da so švedske, a ne? Zdaj nas manj potrebuje, manj osebja, Ja. ste mi pijeli. Ja. Kot so lažje voziti s temi, s temi velikimi, Ja. ne držamo vsako glavo. Ja, to vem. To mora biti dva, ne? Ja, pa. Tu razvijet. Kako je, že dobro, tako. A že? Ja. Kraće Plaću daju. Koliko imaju u Italiji plaću? Vado in Italia un macchinista. Che cosa? Io, Che cosa? pago. Dipende dalle categorie, ma Sì. chi che sei... la paga di un dirigente, chi che sei ai massimi livelli. No, macchinista. Chi che sei ai massimi livelli potrà avere anche con 5-6 milioni di vecchie lire. Scesti su macchina. Ma proprio tagli. Ja sam tam 3.000 euro. Sì, 3.000 euro. Zato je, ja vam rekel, ker mi v Italiji imamo isto, kak hočejo Slovenci prej, da so hočejo privatizirati. Mi smo že privatizirali, ne. Tu je Treni Italija, ni več Fies, ne. Sam je
odvisen za potniški promet dobijo ena facilità regionale se un tipo di paga, no? E adesso come che funziona non lo so, ma dipende dalla categoria che ti arrivi. Era anche qua così ma quando eravamo in Slovenia. A tu kategorija da još, kako se reče, en dobi, ne? Kjer če vlaki voziš, recimo... Više rang vlaka, više... Rang, ja, to da, to. Če vozi, recimo, v Italijo, više imaš sile, kak pendolino, da to ne pa... Ne, tu imamo vsi izpite za vse vlake. Sam ti je koeficijent veći, več staža imaš, imaš veće plaće. V Italiji so vse razdelili, ne? Tu imamo plaćo 500 do 800 euro. Od 100 euro. 100, sa kupio mi da operaio. A Slovenija imaju boljše. Vjerojatno neke boljše. A koliko ure? A koliko sati? Na dan? Mjesečno to. Ne, nema, koliko sati možeš delati na dan? Na dan vozi. Maksimalno smiješ putnički 10 ur. 10 ur. Maksimalno. Ko voziti ali čakate postaju? Če čakaš je drugo. A ja. A 10 uri maksimalno? Maksimalno. Če voziš. To kak zdaj? Čakaš sedi. A ti pol 3 greš ti nazaj? Ja sam začel danes. Zdaj se prekončaš? 6. Ja, prekončaš. Quando ti arrivi 5 da medicina? A mladi grejo veliko za 100 vozija? Zdaj ne več. Neke. Ih ne potrebuje. A ne, potrebuje. Ne zapošljuje novi. A zdaj sem slišal moj prijatelj, da dela v Zagrebu, je bil za 400 prošnje vzet za tramvaj voziti, je šel moj prijatelj, da je šel izpit delati, da v Zagreb živi, samo 40 so dobili. A ja? Ja, ja. 400 ljudi, samo 40. Pa turistični vlaki posebej so tudi, poletje pridejo turistični vlaki. Ma, ja. Čehi. Čehi. Poljaki. Ma imajo oni vagoni, a Svoje vagone pridejo v Pulin, spijo vagonih nisem. A ja? 2 vlaka na leto tak. Ja, ma veliki vlak. Slovenci pridejo na en dan, 2. Ma imajo svoje vagone Slovenci. Ja, pridejo većinom s tem Fiatom, Mercedesom. A, Mercedes. Gredo v hotel, gredo Ja, ja. penzioner. Mađari pridejo z vlakom. Ja. Ma velik vagone, a malo. Ma malo je to. To su većinom železničari, Ja, ja. benzi. Kaj je pride s tem Intercity? Ja, ja. A Slovenci pridejo zmeri vzeti zeleni vlak zmeri. Ja sam pa kadaj pride tudi Fiat, ne? Ne se sledi. Moj prijatelj mi je enkrat povedal slike, da pride tudi Fiat. Kaj? Ja, oni se hočete privatizirati, samo na mene hod noče zdaj kupiti. To je problem.
Če enkrat privatizira, to je tak privat, recimo, imamo firma privat, imamo 6 kamione, pa 10 delavci, pa tajico za vse, ne. Pa samo moraš imeti kak privat, da ti tudi Bljati kupuje, pa tu, ne. Mi imamo Cargo, zdaj privat, velike firme, tudi na Hrvaška, zdaj v Rijeka predajo tiste mašine za Italijo. Ene 6 Mekov, ki so predali to že za Italijo, da je ena privatna firma. So predali, ne. Sam problem je v Sloveniji, kdo kup prek, ne. Bi privat, ja, kdo bo to kupil, ne. Tu zdaj imaš za kavo. Ja. Za malo. E fare vogliamo, vedi, riprenda dopo, che se cucini per caffè, poi devi riprenderlo. In cabina c'è anche il frigorifero. Ah sì? Sì. Vabbè che vuoi. Cosa? Che vuoi perché sennò... Queste Fiat sono venute da... Spezia sono. Ma solo Pola cammina qui qua, o altre linee, ma tu che trovi? Pola e Knin. Ah, Knin anche? Sì. Varaždin. Ah sì? Sì. Zagabria no? E Silobus non cammina più qua? Questo è Goshen. Sì, qua. Una volta camminava fa pure. Prima di quei Fiat, 113. Guarda. Abbiamo buone meccaniche. Ah. No, ma sì, anche Pendolino Sloveni dice che all'inizio aveva problemi, ma dopo adesso cammina bene. Solo che siccome... Solo che non sono fatti per questa... Sì, bravo. È troppo caldo. Qui è bene, ma là... Ah. Che in Svezia non freddo. Parliamo con mio amico e lui che freddo in Svezia. Però in inverno non c'è problemi per motori. Sì. Adesso in estate pregrigliava e Sì. Non vedi clima sopra, no? non c'è. No? Sì, ma sulle diesel che ha messo clima. Anche su C1 l'ho visto. Sono fatto del mondo anche 2, 3 o 6 nuova. L'ho visto. Poi con Scorsese, Turner. Mi sembra che lanciano problemi anche. Ma tutta elettronica non è... Forse meglio come questo, ma come abbiamo noi camion in firma con la marcia così normale, perché come Siemens tutta elettronica, le volte cambia. Le volte Siemens si è visto com'è, non fa niente, mette tutto da solo. Solo che una volta il computer salta, dopo se come casa tu il computer hai finito, devi chiamare tecnico, se no dopo solo problemi. Adesso dicono che verranno Intercity fino a Cesana da ora. Ma con macchine fanno sempre cambiare macchina o non si sa? Perché anni fa veniva macchina croata fino a Cesana, mi ricordo. Anche di Lazio veniva croata.